Cominciamo con la prima giacca. Questa giacca su base filato base rosa è realizzata con un filato molto elegante, in quanto è un filato di cotone rosa arricchito da diversi filati multicolore, lurex, argento, antracite, rosso. Ora vi mostrerò il filato, lo farò vedere da vicino. Questa giacca è realizzata con una trama a rete, una manichetta a 3/4 che termina un po' scampanata. L'ho corredata con questo cappello in tinta, un cappello di paglia a falda larga, coordinato a sua volta con la borsetta. Entrambi si adattano benissimo a questa giacca. Giacca ve la faccio vedere anche sul retro. Ecco qui, tutta a rete. La bottonatura alla coreana. Vi faccio vedere il filato da vicino. Ecco qua, come potete vedere, questo filato di cotone rosa è arricchito da questi fili che lo rendono molto particolare, questi fili in lurex argento, antracite e rosso. Questa giacca, faccio vedere la manichetta da vicino. Questa è la manichetta scampanata. Questa giacca io l'ho coordinata con questo toppino nero che riprende il fucsia in queste fasce multicolore. Vedete? Qui riprende il fucsia che è ripreso anche in questo laccettino al collo. Vedete, c'è tutto un lurex rosa con delle perline rosa che riprendono il colore della giacca. Scollatura, ampia scollatura sul retro. Ci sono dei laccetti eventualmente per stringere o allargare la scollatura. Questa giacca, come dicevo, è adatta ad essere abbinata su un elegante tubino nero o su un top pantalone nero